E buongiorno a tutti, siamo arrivati finalmente nella terza struttura della Pro Martellago a premiare il cittadino martellacense dell'anno 2017. Andiamo a conoscerlo. Gli viene assegnato il premio cittadino martellacense dell'anno 2017 per l'impegno, la tenacia e la determinazione nel portare a termine il lavoro durato 13 anni sulla storia della scuola Martellago, culminato con la mostra Ricordi di scuola. A seguito è stato pubblicato anche il libro con lo stesso nome, scritto con Nicola Maguolo. Un paese si fonda sui ricordi. I ricordi cominciano per tutti dalla scuola. La scuola, al fondamento di una collettività, è la forza trainante dell'intero paese, soprattutto nel dopoguerra. Per questo motivo notevole è stata la partecipazione del pubblico, dei semplici cittadini che nella mostra si sono ritrovati, hanno ripercorso un pezzo di storia, vita vera, hanno vissuto volti e situazioni alla base della crescita di una comunità, la nostra comunità, la stessa anima portante di un paese. Sindaco. Al cittadino martellacense 2017, Doriano Trevisani. C'è uno scultore, anzi un maestro, un artista, Longo Roberto, prego a venire qui sul palco e gli consegniamo anche, eccolo qua che sta arrivando, anche il premio direttamente dall'artista. Siamo con il signor Doriano Trevisani, che è il martellacense dell'anno 2017. Allora, lei è stato premiato come martellacense dell'anno per una sua passione particolare, una raccolta che è durata ben 12 anni. Sì, è vero, è iniziata per caso e per curiosità. Mi sono state regalate delle foto e, come fanno tutti, io ho iniziato a mettere i nomi alle persone raffigurate. E ho coinvolto anche altre persone che mi hanno dato altre foto e alla fine ho raccolto 140 foto e poi ho proseguito con l'aiuto dell'associazione di cui faccio parte, la Freccia Azzurra, e Nicola Maguolo in particolare mi ha aiutato a fare un libro che di quanti hanno visto e hanno potuto leggere. Praticamente si inizia con le foto dal 1912, però la storia inizia dal 1860 e la terminiamo nel 1960. Ma è la storia di cosa in particolare? È praticamente di bambini delle scuole elementari e quindi uno leggendo il libro si può rendere conto di come era la scuola tanti anni fa e come effettivamente è la scuola adesso. C'è una differenza enorme. Uno quando appunto vede le condizioni rimane proprio a bocca aperta, ma però bisogna leggere il libro per capire tutto, insomma. E secondo lei com'è cambiata la scuola? È cambiata moltissimo perché dal ghiaccio nei calamai, dalle aule senza finestre, non c'era legna per le stufe, c'era freddo dappertutto e adesso insomma le cose sono molto differenti. Sicuramente c'erano valori umani diversi, adesso ci sono le strutture che sono migliori, però manca il rapporto umano di una volta. Alle sue spalle è l'opera che le è stata consegnata durante la premiazione. Dove metterà questa opera? Devo ancora pensare dove metterla. È una cosa che è una meraviglia, è un capolavoro. Quando l'ho vista la prima volta ho chiesto all'artista di comprarla e lui mi ha detto non è in vendita. Io ho detto ma dopo dove la mettete? E mi ha risposto a casa tua e mi ha scioccato, è una meraviglia veramente. E da il martellacense dell'anno 2017 a chi ha veramente realizzato questa opera? Intanto sono contento di aver fatto qualcosa per il martellacense che mi ha dato la possibilità di esprimere un qualcosa che a me piace, che diverte. Nel fattore specifico abbiamo fatto un'opera che ricalca tutti i nomi dei precedenti vincitori. La maniera è stata quella di fare un nastro dove poterli scrivere. Al centro abbiamo il territorio di Martellago, proprio fatto per ricordare anche questo, ecco. La cosa originale tra le tante che succedono proprio qui all'interno della mostra del radicchio tardivo di Martellago è che l'opera è stata praticamente realizzata nell'arco delle serate della festa. Giustamente si vuole far vedere anche come si lavora. Dunque chi che è venuto alla festa ha visto l'opera nelle varie fasi di lavorazione, fino adesso che è finita e che è stata data a Donato Trevisani, con merito. Il premiato che l'ha vista ha detto
sono orgoglioso di avere una cosa del genere e questo mi riempie di gioia. Vuol dire che ho fatto una cosa apprezzata, ecco. Quando fai una cosa e la trovi apprezzata, riempi di gioia, ecco. Beh, io sono molto contenta che sia stato Doriano Trevisan. Doriano è una persona speciale, molto umile, ma molto serio nel suo lavoro e è riuscito a ridare memoria attraverso le fotografie a tutte le nostre famiglie di provenienza. Noi abbiamo ritrovato nelle sue fotografie i nonni, gli zii, tutti ben catalogati. È all'interno di un libro dove c'è anche proprio un racconto storico scritto da Nicola Mauguolo e da altri testimoni dopo l'unità d'Italia, e quindi racconta anche la storia, la miseria, le difficoltà del nostro territorio. Però ecco, Doriano ha questa capacità di costruire con pazienza e ha davvero fatto un grande regalo alla nostra comunità. Io sono molto fiera, ecco, e contenta che sia stato lui il cittadino dell'anno. Un racconto che secondo lei che spunti può dare ai giovani di adesso? Che si costruisce il futuro partendo da indietro e capendo molto di ciò che la vita era prima, qualcosa per non farlo mai più e qualcosa per recuperare i rapporti, il senso degli altri che c'era e che deve continuare. I giovani secondo me hanno qualcosa da vedere in questo libro e in questa testimonianza. Il premio di quest'anno è un premio, diciamo, particolarmente vicino al nostro paese. Quando parliamo di memoria, parliamo di identità culturale, in una realtà piccolina come quella di Martellago diciamo che facciamo sicuramente centro. Partiamo da un libro che ripercorre gli anni della scuola qui a Martellago, dove moltissima gente si è ritrovata, tanto è vero che è stata fatta una mostra che è stata molto apprezzata, quindi penso che questo sia un motivo, diciamo, importante per avere un premio del genere. Sicuramente è un premio che va in questa direzione, ha tutto quanto il nostro apprezzamento.